È un'interpellanza che abbiamo depositato dopo aver avuto modo anche di incontrare delle persone che sono soggette a questa malattia genetica che si chiama Prader-Willi, ed è in sostanza un'alterazione del cromosoma 15 che porta, per riassumere brevemente insomma cosa porta, a un disturbo che si presenta sin dalla prima infanzia e porta i soggetti affetti da questa sindrome a mangiare praticamente costantemente qualsiasi cosa trovino, e questo comporta anche alle famiglie un grande disagio, perché devono vivere con i mobiletti chiusi a chiave, le porte chiuse a chiave, eccetera eccetera, in maniera tale che le persone o i loro ragazzi non riescano ad arrivare al cibo in sostanza. Ed essendo un'alterazione a materia genetica non è una cosa che si possa curare con pastiglie o quant'altro. E queste persone, questi soggetti, nella vicina regione Veneto era attivo un centro dove le famiglie potevano mandare i propri ragazzi a fare dei percorsi della durata di 4 settimane ogni 3 mesi, nella quale appunto venivano sottoposti a visite di controllo, perché ovviamente hanno dei problemi legati anche al peso e quindi colesterolo, insomma quant'altro, problemi respiratori, problemi cardiaci. Venivano sottoposti a dieta e fisioterapia che gli consentiva comunque di mantenere nel tempo un peso controllato e costante e di non incorrere in problematiche. È successo però poi che la Regione Veneto ha tolto la convenzione a questa struttura e attualmente le famiglie appunto che hanno dei figli insomma, che soffrono di questa patologia non hanno un punto di riferimento dove poter mandare i propri ragazzi a fare questi percorsi che appunto li aiutano a sopravvivere. Noi abbiamo in Friuli Venezia Giulia insomma c'è il centro di coordinamento regionale per le malattie rare e anche abbiamo delle figure, insomma dei soggetti che hanno questa patologia che sono residenti nella nostra regione. Sono pochi, sì, però essendo appunto una cosa rara è anche normale che siano pochi, quindi noi vorremmo chiedere, vorremmo sapere dalla giunta regionale, quindi dall'assessore Telesca, se c'è la possibilità che si possa intraprendere in Friuli Venezia Giulia un percorso simile a quello che veniva fatto nella regione Veneto, in maniera da dare sollievo sia ai nostri ma anche diventare un punto di riferimento per quelli che soffrono magari di questa patologia residente in Veneto o anche nella vicina Slovenia. Prego, Assessore Telesca. Questa interrogazione che pone tra l'altro un tema delicato, che è quello delle malattie rare, che proprio perché rare riguardano pochissime persone, ma sono molte le malattie rare e diverse tra loro. Su questo argomento abbiamo interpellato anche noi il direttore del Centro Coordinamento Regionale per le Malattie Rare, il quale ha provveduto a verificare la disponibilità di professionisti che operano all'interno dell'azienda sanitaria universitaria integrata di Udine, dove ha sede il centro, a costituire un'equipe multidisciplinare che sia in grado di prendersi carico di un programma e di definire anche un programma di assistenza ai malati affetti da sindrome di Prader-Willi. In un primo incontro che c'è stato erano presenti gli specialisti di neuropsichiatria infantile, di pediatria, di malattie rare, endocrinologia, pneumologia, otorinolaringoiatria, perché riguarda tantissime discipline. La disponibilità è stata chiaramente manifestata dai professionisti. L'avvio del programma ora è condizionato dalla soluzione di alcuni problemi, come si può immaginare, di carattere gestionale, che verranno affrontati in un prossimo incontro anche assieme alle direzioni sanitaria e medica dell'azienda. Prego, Giuseppe D'Alzò. Io ringrazio l'assessore anche perché avevo avuto modo di anticipare, di parlare con lei già di questa tematica, non attraverso un'interrogazione ma appunto qui fuori, quindi la ringrazio per essersi presa in carico di questo tema e spero che il prima possibile si possa arrivare a vedere il nostro centro di coordinamento regionale che si possa occupare di questa patologia. Grazie.